di Covid tra i lavoratori stagionali di un'azienda vitivinicola della zona di Valdobbiadene. Muore 48enne romena non vaccinata, altre 2 positività, una 45enne in terapia intensiva. Seggi allestiti, domani e lunedì chiamate le urne i 110.000 elettori di 8 comuni della Marca, tra cui alcuni dei principali centri della provincia, da Conegliano a Montebelluna fino a Oderzo. E lunedì dalle 14.30 la maratona elettorale di Antena 3 per seguire passo dopo passo il voto, vincitori e vinti tutti i protagonisti in una diretta non stop. La folle discesa con la Jeep sulle scalinate del Tempio di Possagno in via di identificazione degli altri protagonisti della bravata. Intanto all'opera dotazione del Tempio non bastano le scuse del 24enne. Insegnante di inglese in una scuola elementare di Conegliano era stata attaccata in una lettera da 17 genitori dei bimbi della sua classe. La maestra ha fatto causa e ha vinto il risarcimento devoluto alla scuola. Incidente stamane sulla Feltrina a Castagnoli di Paese, un intamponamento tra 4 vetture, 3 persone ferite e viabilità in tilt. Infortuni sul lavoro, mercoledì funerali del 52enne artigiano di Castelfranco morto a Loreggio. Intanto la CGIL attacca Spisal sotto organico, l'ULSS 2 ribatte, numeri aumentati. Nella giornata dedicata ai nonni a Ponte di Piave una festa speciale per i 101 anni di Albina Girardi, circondata dall'affetto di 9 nipoti e 4 pronipoti. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. E dunque la cronaca in primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli. È morta a 48 anni, positiva al Covid, una donna di origini romene che stava lavorando in un'azienda vitivinicola della zona di Valdobbiadene. È stata trovata nel suo appartamento, da giorni aveva sintomi ma non si era rivolta ai medici. In terapia intensiva anche una collega di 45 anni di una situazione grave, parla l'ULSS 2. L'hanno trovata morta nell'alloggio che le era stato fornito dall'azienda agricola dove lavorava con altri connazionali nella zona di Valdobbiadene. Si tratta di una donna di 48 anni di origine romena assunta per la vendemmia assieme ad altri 14 lavoratori stagionali, 6 uomini e 8 donne. Da giorni, secondo una prima ricostruzione, aveva una sintomatologia riconducibile al Covid, ma non aveva richiesto alcun intervento medico. Compresa la situazione, gli operatori del SUEM 118 hanno effettuato un tampone sul corpo esanime, verificandone la positività. Il gruppo, interamente composto da persone non vaccinate, era arrivato nella Marca il 17 settembre scorso in pullman. Sempre ieri sera la compagna di stanza, 45enne, anch'essa risultata positiva al tampone, è stata ricoverata in terapia intensiva al Cafoncello. Il Dipartimento di Prevenzione ha così effettuato nelle scorse ore i tamponi su altre 18 persone riconducibili all'azienda, 13 restanti lavoratori romeni e altre 5 persone tra titolari e dipendenti. 17 sono risultati negativi, un terzo lavoratore romeno positivo. Tutti sono stati collocati in quarantena e saranno sottoposti nelle prossime 72 ore a un ulteriore screening. Si aspettano i riscontri dei tamponi molecolari. Di una situazione grave e di un cluster sorvegliato speciale parla il direttore generale Francesco Benazzi, che ricorda come la sintomatologia Covid non sia da sottovalutare e vada tempestivamente segnalata. Un appello ulteriore da parte dell'ULSS 2 parte alla volta di tutte quelle comunità, paesi dell'est innanzitutto, che finora hanno aderito con basse percentuali alle vaccinazioni di Covid, e questa drammatica vicenda lo conferma: si può morire anche in età non avanzata. Vaccinarsi è fondamentale, il messaggio di Benazzi. Una tragedia personale, ma resta da capire a questo punto se si poteva far qualcosa per salvare la vita alla donna, e non sono da escludersi ulteriori risvolti. E intanto è arrivata la circolare a enti e regioni da parte del Ministero della Salute che dà il via libera alla somministrazione concomitante del vaccino Covid-19 e del vaccino anti-influenzale. Lo prevede dunque la bozza di questa circolare. Sarà possibile programmare, si legge nella circolare, la somministrazione dei 2 vaccini nella medesima seduta vaccinale. Era quello che chiedeva da tempo il Veneto. Adesso lasciamo il Covid e parliamo delle elezioni amministrative. I 110.000 elettori chiamati alle urne domani e lunedì per andare al voto in 8 comuni della Marca. Sta andando tutto bene, ci sono tutti gli scrutatori presenti e il segretario che ho nominato io, e stiamo procedendo alla vidimazione delle schede
per poi domani procedere con le operazioni di voto. Seggi in allestimento negli 8 comuni della Marca trevigiana, in cui da domani mattina alle 7 si apriranno le urne per il rinnovo di sindaci e amministrazioni comunali. Una tornata elettorale che coinvolge pochi ma significativi centri della provincia, un test amministrativo e politico che interessa il secondo comune della Marca per grandezza, Conegliano, attualmente commissariato, ma anche Montebelluna, Oderzo, Villorba, tutti sopra i 15.000 abitanti, e poi Volpago del Montello, Cordignano, Monfumo. C'è infine Porto Buffolè, che del Trevigiano è invece il comune più piccolo. 28 i candidati sindaco, 756 i candidati consiglieri, divisi nelle 45 liste in campo. La data del voto è slittata più volte questa primavera, fino alla decisione di fissare la 2 giorni elettorale, domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Si vota dunque in 2 giornate, domani seggi aperti dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Altro test in questa seconda tornata elettorale condizionata nei tempi e nelle modalità dalla pandemia sarà l'affluenza al voto. Lo spoglio delle schede inizierà appena si chiuderanno le urne. Per i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti la norma prevede che in caso nessuno degli sfidanti raggiunga il 50% più uno dei consensi si proceda con il ballottaggio, che in caso si svolgerebbe 17 e 18 ottobre. Ma questo nella Marca potrebbe riguardare solo 2 dei 4 principali comuni al voto, vale a dire Conegliano e Villorba, dove i candidati sono rispettivamente 5 e 6. A Montebelluna e Oderzo, entrambi con 2 sfidanti, il primo turno sarà già di per sé un ballottaggio. Avrà come solo compito quello di raggiungere il quorum dei votanti invece l'unico candidato in lizza a Monfumo. E come sempre lunedì sarà il turno della nostra maratona elettorale. 3 seguirà con una lunga diretta lunedì l'esito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre in Veneto. Dopo la consueta prima edizione delle 12 con gli aggiornamenti di cronaca e l'attualità della giornata, dalle 14.30 prenderà il via la maratona elettorale con ospiti e collegamenti dalle principali piazze in cui gli elettori saranno chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale. In Veneto i comuni al voto sono complessivamente 84, occhi puntati soprattutto su Chioggia nel Veneziano, Conegliano e Montebelluna nella Marca, Albignasego e Cittadella nel Padovano. Le operazioni di voto si concluderanno lunedì alle 15. A urne chiuse via i commenti con i protagonisti della campagna elettorale, valutazioni, dibattiti, previsioni e soprattutto i risultati che arriveranno nel corso del pomeriggio e poi durante la serata. Fino all'appuntamento con Ring, a partire dalle 21.15 una non stop sul responso delle urne con ospiti, approfondimenti, collegamenti con gli inviati sul territorio e soprattutto con i risultati finali delle sfide nei comuni, che seguiremo fino a tarda sera per delineare il nuovo scenario politico-amministrativo che si aprirà nei comuni al voto dopo questa tornata. Appuntamento con la maratona elettorale di Antenna 3 lunedì in diretta dalle 14.30. Torniamo a parlare della vicenda del Tempio di Possagno. Hanno fatto il giro d'Italia le immagini della Jeep sulla scalinata del Tempio di Canova, dove c'è chi è pronto anche a chiedere il danno d'immagine nei confronti del 24enne autore del gesto di vandalismo. Sentiremo un legale per eventualmente chiedere anche il danno d'immagine, perché lo sfregio è stato grande, siamo un po' esterrefatti da questo gesto, perché per noi è inconcepibile. Parla direttamente dalla cupola canoviana Giuseppe Cugnal, presidente dell'opera dotazione del Tempio di Possagno, dove nessuno sembra intenzionato a perdonare il 24enne castellano, autore di quella folle discesa in jeep sulle scalinate mercoledì scorso, ripresa e rilanciata sui social. Il giovane è già stato denunciato dall'opera per danneggiamento nelle ore immediatamente successive al fatto, danni che sembrano tutto sommato modesti rispetto a quelli d'immagine, ma ancora da quantificare nel dettaglio. Ci sono dei gradini che sono segnati, sembrano, però valuterà il restauratore nostro e non so se uscirà anche la tendenza, magari vuole, essendo un bene tutelato. E sono tuttora in corso di identificazione da parte dei carabinieri i ragazzi che hanno invece diffuso le immagini via social. Per loro non si configura nessun reato specifico, ma è molto probabile una lavata di capo. Un fatto così grave, spiegano dall'opera, non si è mai registrato. Certo, il tema del decoro dell'area non è nuovo. Ogni mattina c'ha qualche bottiglia di birra, qualche cartone di pizza, e per questo posto sacro, monumento nostro, è visto come
come un posto di bivacco. Quanto al 24enne della GIP, si andrà avanti in sede giudiziaria. Non possiamo tollerare cose neanche lontanamente simili a queste. Questo è veramente troppo. Dal vandalo di Possagno alle bande di ragazzini a Treviso, ma oggi i controlli massicci messi in campo dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale tra il centro e anche la zona delle fiere di San Luca, come dicevamo ieri, ha dato l'esito sperato. Nessuna zuffa, nessuna rissa, nessuna tensione tra i giovani. I vigili in campo con 3 pattuglie in centro e ben 6 alle fiere hanno identificato proprio alle fiere 50 ragazzi più vivaci. Anche questo, secondo il comandante Andrea Gallo, ha contribuito a tenere la situazione sotto controllo, così come la identificazione nei giorni scorsi di un 21enne marocchino di Cornuda tra i partecipanti alla rissa di 2 settimane fa in città. Un altro 17enne italiano si è presentato spontaneamente in comando con i genitori. A Conegliano adesso con il caso dell'insegnante di inglese diffamata da 17 famiglie dei suoi alunni delle elementari e che l'hanno accusata di essere impreparata e anche assenteista. Lei li ha denunciati e il giudice le ha dato ragione. Ho indossato la lettera scarlatta per tanto tempo a causa di questa vicenda, ma soprattutto ho reagito per spezzare questo malcostume. Un insegnante non mi piace, vado dal dirigente e lo faccio mandare via. È durata 4 anni la causa intentata da una maestra di Conegliano nei confronti dei genitori promotori di una raccolta firme per farla andar via dalla scuola elementare in cui insegnava, Le Pascoli di via Istria, con l'accusa di essere impreparata e assenteista. Miriam Riccardi, 60 anni, 41 di insegnamento, di fronte a quello scritto che definisce ingiurioso, indirizzato a dirigente scolastica e giunta comunale, non ha voluto lasciar perdere e tramite il sindacato Gilda ha denunciato i genitori per diffamazione. Secondo il pensiero comune, una brava insegnante è quella che fa scrivere tanti quaderni. Più si scrive e più brava sei. E invece io ritengo che l'insegnamento sia diverso. Al bambino si parla, al bambino si spiega e soprattutto nell'insegnamento della lingua straniera è tanto il lavoro orale. Quindi c'è stata questa incomprensione da cui i genitori hanno dedotto che fossi incapace e assenteista peraltro. Assenteista perché purtroppo ho avuto i miei problemi di salute che mi hanno tenuta a casa per un primo periodo e ancora prima di rientrare in servizio ho avuto il beneficio della 104 per la mamma che aveva l'Alzheimer ed era in condizioni ormai ingovernabili, quindi era necessario che io la seguissi, infatti pochi mesi dopo è morta. La stessa insegnante ha chiesto di essere sostituita da una supplente, ma questo non l'ha sollevata dagli attacchi dei genitori determinati a farla rimuovere. La denuncia per diffamazione è partita subito e il giudice alla fine le ha dato ragione. Finalmente, dopo la denuncia fatta a questi genitori, le cose sono state chiarite, ma è una sofferenza che uno si porta dietro È pesante. Il giudice ha anche previsto un risarcimento a favore dell'insegnante, ma lei ha rinunciato, chiedendo piuttosto un'offerta a favore dell'istituto comprensivo Grava. C'è chi ci ha riso su, ti fai il viaggio alle Maldive, non è questo né nei sogni né nella realtà. L'importante è che sia chiaro che ognuno ha il suo ruolo. La cronaca con l'incidente avvenuto questa mattina a Castagnola di Paese lungo la Feltrina. A terra i vetri, lamiere, parti delle auto. Uno schianto che ha coinvolto 4 mezzi. 3 persone sono rimaste ferite, sono state soccorse dai sanitari del SUEM 118 e trasportate all'ospedale per accertamenti. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi, ma il traffico lungo la Feltrina è rimasto paralizzato per alcune ore. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto poco dopo le 10 lungo la Feltrina a Treviso, all'incrocio con via Orsenigo, al confine con Castagnole di Paese. Un'auto proveniente dalla città stava per svoltare a sinistra quando è stata tamponata. La vettura è finita in mezzo alla strada, venendo travolta da un mezzo che proveniva dal lato opposto, tamponato a sua volta da un'altra macchina, anche quest'ultimo. A terra sono rimasti i segni del sinistro. Sul posto sono arrivate subito 3 ambulanze, i vigili del fuoco per estrarre gli automobilisti dalle auto, la polizia locale e la polizia stradale per i rilievi di legge. Sulla Feltrina
Feltrina, strada trafficata tutti i giorni, a tutte le ore, il traffico è rimasto completamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia. La situazione è tornata alla normalità solo attorno alle 13. Adesso parliamo dei funerali del 52enne di Loreggia, domiciliato da qualche tempo a Castelfranco, morto sul lavoro lo scorso martedì. C'è la data dei funerali. Si terranno a Loreggia mercoledì prossimo i funerali di Valeriano Bottero, il 52enne artigiano, morto martedì scorso precipitando da un cestello elevatore a 5 metri d'altezza mentre tinteggiava il capannone della Lavor Metal. Le esequie si terranno alle 15:30 di mercoledì nella chiesa parrocchiale di Loreggia, paese dove da sempre viveva, anche se negli ultimi tempi si era trasferito in provincia di Treviso in un residence a Castelfranco Veneto. Proseguono anche le indagini coordinate dal pubblico ministero Sergio Dini, che ha interrogato il collaboratore di Bottero che si presume stesse manovrando il cestello da cui è caduto l'uomo. È anche arrivato l'esito dell'autopsia che conferma che la morte dell'artigiano è dovuta ad una frattura molto estesa alla testa. E quello di Bottero è solo l'ultimo delle tante vittime degli infortuni sul lavoro anche in Veneto. La CGIL di Treviso attacca sulla questione dello Spisal sotto organico, l'ULSS 2 replica. Sentiamo. Valeriano Bottero, l'imbianchino di 52 anni residente a Castelfranco Veneto, tragicamente caduto da un'impalcatura e morto sul colpo, è solo l'ultimo di una serie di episodi tragici che hanno strappato la vita a uomini e donne mentre stavano lavorando. La CGIL di Treviso per la prima volta parla di possibile mobilitazione degli ispettori del lavoro, cronicamente sotto organico, ma anche spesso destinati ad incarichi incompatibili con le loro competenze. Molto probabilmente si arriverà anche a una mobilitazione dei lavoratori dello Spisal, perché anche qua i lavoratori dello Spisal vengono utilizzati a rotazione senza dare una formazione specifica a questi lavoratori. Ci si è trovati in alcuni casi con i veterinari che vanno dentro i cantieri dell'edilizia o dentro alle fonderie. Secondo Visentini i numeri sono mortificanti. Ogni azienda riceve una visita di controllo Spisal una volta ogni 10 anni. Il che vuol dire che anche se io mi prendo una multa ogni 10 anni, per il resto, se non mi succede nulla di grave, l'ho sempre scappolata e ho risparmiato molto. La sicurezza, che è un costo per l'azienda, viene così di frequente bypassata. Alle dichiarazioni del segretario generale della CGIL di Treviso risponde il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Noi siamo passati all'inizio del 2021 da 18 tecnici della prevenzione a 32 tecnici dello SPIS. E noi avevamo un obiettivo di cantieri edili di 463 visite fatte, quindi controlli, verifiche, accompagnamento. Siamo già arrivati ad oggi, che non siamo ancora ad ottobre, a 639. Quindi abbiamo aumentato rispetto all'obiettivo che ci era stato dato. Abbiamo un obiettivo complessivo di 2150 cantieri, siamo già vicini anche a questo, con gli ultimi 3 mesi la raggiungeremo senza problemi e quindi con i giovani tecnici che hanno voglia questo problema non esiste più. Lo dico alla CGIL perché ogni volta continuo a ribadire sempre le stesse cose sapendo benissimo che non è più così. Parliamo ancora di sanità per vedere il primo intervento notturno dell'attività del SUEM 118, dell'elisoccorso del SUEM 118, partito da Treviso, ha raggiunto l'ospedale di Belluno per trasferire una paziente in gravi condizioni. La chiamata alla centrale del SUEM 118 di Treviso è arrivata intorno a mezzanotte. La richiesta era di poter trasferire dall'ospedale di Belluno al Cafoncello una donna accolta da emorragie cerebrali in condizioni critiche. La paziente, 68enne, è stata prima stabilizzata a Belluno, poi l'equipaggio composto da pilota, copilota, medico anestesista e infermiere è decollato. Primo intervento con volo notturno ieri sera per l'elicottero del SUEM 118 della regione del Veneto. All'arrivo nel
nosocomio trevigiano la paziente è stata subito trasferita in terapia intensiva, dove è tuttora ricoverata. Il volo notturno dell'elisoccorso è attivo nel Veneto da 3 giorni, di base appunto a Treviso. La programmazione regionale ha previsto il servizio di volo notturno con base a Pieve di Cadore al servizio delle ULS 1, 2, 3 e 4. Poiché la realizzazione dell'eliporto dell'ospedale a Pieve di Cadore non è conclusa e nel bellunese non sono presenti altre strutture conformi alle normative aeronautiche che disciplinano il volo notturno, per non dilazionare ulteriormente l'avvio del servizio, l'attività è stata assegnata temporaneamente all'ULS 2 trevigiana. Cambiamo argomento, dovrei vedere in collegamento il nostro Lucio Zanato a Montebelluna, se non sbaglio. Lucio, allora spiegaci dove sei e il perché di questo collegamento, anche se il titolo in qualche modo già ce lo dice. Lucio. Andiamo. Buonasera da Biadene di Montebelluna, siamo al Meve e siamo con gli alpini. Sono con il presidente della sezione di Treviso degli alpini, Marco Piovesan. Buonasera Presidente. Siamo qui perché questa sera verrà presentato il libro sui 100 anni delle penne nere di Treviso. Presidente, una lunga storia. Assolutamente sì. 100 anni di storia, 100 anni di alpini. Un libro scritto dagli alpini, per gli alpini, ma non per solo, anche per tutti quanti noi che abbiamo vissuto assieme questi 100 anni. Ecco, questa sera la presentazione qui a Montebelluna al Meve, ricordiamo un ambiente creato proprio per non dimenticare soprattutto la Grande Guerra, però è il proseguio di una serie di iniziative molto importanti. La prossima qual è? Siamo a metà di ottobre, 16-17, con la sezionale a Castelfranco. E poi il clou a fine mese, 29, 30 e 31, con la staffetta, la marcia dai sacrari del nostro territorio, fino ad arrivare a Treviso la sera del 30, del sabato, e domenica grandi festeggiamenti in piazza. Ci sarà la Santa Messa e poi ci sarà la deposizione, la scopertura di una targa a Piazza Borsa. Perché in Piazza Borsa? Perché la sezione è nata lì. 100 anni fa lì c'era l'hotel Stella d'Oro, l'albergo Stella d'Oro, che il bombardamento del 44 rase al suolo. Però lì vogliamo ricordare non solo a noi alpini, ma anche alla popolazione, che lì c'era un qualcosa che la guerra ha distrutto, però gli alpini hanno portato avanti per altri 100 anni. Ecco, sono tutti eventi che Antena 3 seguirà in diretta, come abbiamo fatto questa sera per il telegiornale, soprattutto poi a fine ottobre sarà molto bello vedere, perché poi dopo la serata dei concerti diversi cori inonderanno, come potremmo dire, si impadroniranno di tutta la città di Treviso, e proprio perché si parla di cori io saluto il Presidente Piovesan, ringrazio il coro Anna del Montello e vi lascio con un brano che loro ci canteranno. Complimenti, allora, complimenti alle penne nere, non so se c'è ancora forse qualcos'altro, no, non lo so. Vediamo se c'è ancora una canzone. No, forse no. No, ok. Vediamo, forse c'è ancora una canzone. Dai, sentiamo un altro pezzo di canzone perché sono suggestive.
Benissimo, benissimo, bravissimi gli alpini, bravissimi davvero, le penne nere insomma danno sempre grandi emozioni e ovviamente poi domani vi racconteremo anche di questa serata in cui si parla di questo libro sui 100 anni degli alpini di Treviso. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Andiamo allora a Villa Margherita a Treviso con la festa di fine estate organizzata dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Sabato di festa per Villa Margherita, come del resto si ripete oramai da mesi grazie agli eventi organizzati dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Un primo bilancio, visto che siamo alla festa di fine estate, di questa esperienza che ha riaperto Villa Margherita e soprattutto ha dato uno spazio alla disabilità. Importantissimo perché avevano bisogno di respirare di questi spazi, sono spazi inclusivi, è questo l'obiettivo, di far incontrare la società col mondo della diversità. Obiettivo raggiunto giorno dopo giorno che ha permesso anche la riapertura delle sale interne di uno dei gioielli di Treviso. Un progetto che però, sottolinea la Presidente, non è stato pienamente condiviso da tutti. Sono state tante associazioni che hanno aderito, altre non hanno aderito, non riusciamo ancora a capire il perché, ma l'importante era partire. Poi i paletti si elimineranno come sono abituata a farlo per strada. Certo che si poteva fare meglio se tutti avessero collaborato nella maniera giusta. C'è qualcuno che tira il freno a mano, ma questo freno vedrete che prima o poi lo lasceremo andare. Nodi che inevitabilmente si scioglieranno, considerati i risultati già apprezzati sia nel mondo della disabilità che della terza età. Tutti presenti oggi alla festa allietata anche da figuranti che hanno riproposto l'abbigliamento dell'epoca del massimo splendore di Villa Margherita. Ho cercato di ricreare un po' una rievocazione d'epoca, abbiamo cercato di trovare tantissimi gruppi di Treviso e dintorni che si sono riuniti a livello di volontariato per fare questa festa di fine estate a queste persone che sono speciali, che ogni giorno magari noi nella vita quotidiana ci dimentichiamo di loro. Festa di fine estate ma non di fine attività per la villa. A ribadirlo anche il sindaco Mario Conte nel corso della sua visita, che ha riconfermato l'impegno non solo dell'amministrazione comunale ma anche dell'ULSS 2 per ottenere sostegno non solo dalla Regione ma anche dall'Unione Europea, da sempre sensibile per i progetti di inclusività. Per questo a buon titolo la Presidente Tuzzato non solo non lascia ma anzi raddoppia. Abbiamo aperto, non chiuderemo più, il 16 ottobre apriremo per il mondo sportivo, presenteremo tutte le società sportive paralimpiche, perciò pensate che festa bellissima, sarà anche là un evento inclusivo molto importante. Viva! E oggi è anche la festa dei nonni, 2 ottobre, e a Ponte di Piave si è festeggiata una nonna davvero speciale. Si tratta di Albina Girardi, originaria di San Biagio di Callalta, che oggi ha compiuto 101 anni, circondata dall'affetto dei suoi cari e dalle operatrici della casa di riposo Residenza Gianni Marin. A portare i suoi auguri anche il sindaco Paolo Aroma, che ha detto: i nostri anziani sono dei traghettatori di saggezza e valori a vantaggio dei nostri giovani. Nonna Albina, che ancora oggi ha una grandissima forza, ha 3 figli, 9 nipoti e 5 pronipoti. Una nonna davvero speciale in una giornata importante come la festa dei nonni. E adesso andiamo nel Bellunese. E anche qui in primo piano la politica, il voto di domani e lunedì al voto oltre 19.000 elettori in provincia di Belluno per eleggere 8 nuovi sindaci e consigli comunali a Val di Zoldo, Lozzo di Cadore, Alano di Piave, Sovramonte, Voltago Gordino, Vigo di Cadore, Selva di Cadore e Alpago. Alle urne appunto domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. A Val di Zoldo e a Lozzo c'è un solo candidato sindaco e quindi sarà sufficiente che si superi il quorum per essere eletto. Quest'anno la situazione è anche più semplice, perché non si tratta di superare più il 50% con l'incognita degli iscritti dell'AIRE, che spesso non tornano, ma di arrivare al 40% dei votanti senza includere i residenti all'estero. Questa è la situazione del voto di domani, quindi 19.000 elettori e 8 nuovi sindaci nel Bellunese. Adesso invece la storia di un collezionista di Borca di Cadore, che si è visto tornare a casa dopo 20 anni un dipinto che gli era stato rubato nel 2001. Era stato rubato da una casa di Borca di Cadore nel 2001 e ricomparso sul mercato antiquariale quasi 20 anni dopo, quando a febbraio stava per essere venduto da una casa d'aste toscana.
I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, lo hanno recuperato nell'ambito di un'ampia indagine a prevenzione e contrasto del commercio di beni culturali di provenienza illecita. Natura morta con vaso di fiori, raffinata opera pittorica tipica della scuola olandese, dipinta con tecnica ad olio su supporto in rame, costituita da una composizione floreale su sfondo nero e attribuita alla scuola fiamminga del XIX secolo, è tornata al suo proprietario. I militari della sezione elaborazione dati, che quotidianamente monitorano centinaia di opere pubblicate in vari cataloghi di vendita, lo hanno identificato comparando la sua immagine con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il più grande database al mondo di opere d'arte rubate. Le indagini hanno ricostruito la storia del dipinto, che dopo il furto e la ricettazione è stato oggetto di svariati passaggi di proprietà attraverso diverse regioni italiane, sino a giungere nelle mani di un soggetto che aveva tentato di mascherarne la provenienza, dichiarando di averlo acquistato da una persona deceduta anni prima. Abbiamo raccontato l'apertura al pubblico della Torre del Campanon, evento atteso da decenni dai feltrini. Ebbene, l'amministrazione ha reso noto i numeri delle visite museali, sono numeri importanti. Un anno difficile il 2021 per la cultura. Tra chiusure e contingentamenti i musei hanno lavorato con molte limitazioni. Eppure Feltre, sicuramente complice l'attesissima apertura al pubblico della Torre del Campanon, ha fatto registrare numeri che legittimano un cauto ottimismo anche per il futuro. Un segno molto positivo perché sono state raggiunte 9.300 presenze in tutto, con l'insieme dei siti, con l'unico biglietto della Totem Card. Quindi è stato un segno molto positivo perché è superiore al 2019, quindi una fase pre-Covid, pur con tutte le limitazioni dovute al Covid ovviamente. Detto della Torre del Campanon e della adiacente Torre dell'Orologio, pagando gli 8 euro della Totem Card si poteva accedere anche alla Galleria di Zarda, al Museo di Cesano e a quello civico, la cui parte archeologica era però off limits. Adesso arriva l'inverno, la Totem Card prosegue con un'operazione soltanto su quelle strutture che possono essere visitabili d'inverno, quindi essenzialmente i musei, e poi ci aspetta un inverno impegnativo perché sarà l'inverno del Museo Archeologico. Non fanno parte dei numeri ricordati i visitatori degli scavi romani antistanti il Duomo, che fanno riferimento direttamente al Ministero competente, e mancano quelli di chi magari avrebbe voluto visitare quell'autentico gioiello che è il Teatro della Sena, che sarà nuovamente agibile, si spera, agli inizi del prossimo anno. È tutto, adesso ci sono le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo ed ecco che lascia aperta la porta ad una perturbazione atlantica che nella giornata di domenica 3 ottobre porterà una lieve instabilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite. Al mattino prevarrà il sole, probabili deboli precipitazioni sparse e intermittenti invece specie nella seconda parte della giornata. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione, inizialmente andrà meglio, a seguire cioè nel pomeriggio avremo locali temporali. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo poche novità, tanto sole in mattinata, nelle ore pomeridiane peggiorerà con occasionali piogge. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 23 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.